Sarà una Pasqua salatissima per i sardi a causa di un'inflazione che galoppa più velocemente rispetto alla media nazionale, anche se con valori inferiori rispetto a altre 8 regioni italiane. Così Adiconsum Sardegna, l'associazione in difesa dei consumatori, ha commentato i dati Istat relativi a marzo sull'inflazione, che vede un aumento in regione dei listini al dettaglio del più 6,8% contro la media italiana del 6,5%. Tradotto in numeri, per una famiglia tipo residente in Sardegna, questo significa un maggiore esborso di 1.800 euro in un anno. Tra i prodotti cui i prezzi sono aumentati di più rispetto allo scorso anno si segnalano farina, burro, pasta, olio, verdura, pesce, ma anche carne, uova, dolciumi, e aumenta nuovamente nell'isola il prezzo del carburante, con rialzi che Adiconsum Sardegna definisce speculativi, che si verificano quando aumentano gli spostamenti dei cittadini in occasione delle festività. I dati diffusi oggi dall'Istat confermano tutti i nostri allarmi sul caro prezzi in Sardegna e sul fatto che in regioni i listini al dettaglio crescano più velocemente rispetto al resto d'Italia, afferma Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna. Rincari che stanno proseguendo anche in questi giorni e che si abbatteranno sul tradizionale pranzo di Pasqua, rendendo le feste in famiglia salatissime.